La grande promessa di Gesù. 1000 benedizioni. Ed esaudimento di ogni desiderio. Con la devozione al Sacro Capo. Alla stigmatizzata Teresa Elena Higginson Gesù consegnò questo messaggio. Vedi, o figlia prediletta. Sono rivestito e schernito. Come un pazzo nella casa dei miei amici, sono messo in derisione. Io che sono Dio di sapienza e di scienza. A me, Re dei Re, l'Onnipotente, si offre un simulacro di scettro. E se vuoi contraccambiarmi, non puoi fare di meglio che far conoscere la devozione su cui ti ho così sovente intrattenuta. Desidero che il primo venerdì seguente la festa del mio Sacro Cuore sia riservato come giorno di festa, in onore del mio Sacro Capo, quale tempio della Divina Sapienza, e mi sia offerta una pubblica adorazione per riparare a tutti gli oltraggi e peccati che vengono continuamente commessi contro di me. È immenso desiderio del mio cuore che il mio messaggio di salvezza sia propagato e conosciuto da tutti gli uomini. Considera l'ardente desiderio che provo di vedere il mio Sacro Capo onorato, così come ti ho insegnato. Chiunque vi aiuterà a propagare questa devozione sarà 1000 volte benedetto. Ma guai a coloro che la rifiuteranno o agiranno contro il mio desiderio al riguardo, perché li disperderò nella mia collera, e non vorrò più sapere ove siano. Coronerò e rivestirò di gloria particolare tutti coloro che avranno lavorato per far progredire questa devozione. Rivestirò di gloria davanti agli angeli ed agli uomini nella corte celeste coloro che mi avranno glorificato sulla terra, e li coronerò nella eterna beatitudine. Se poteste vedere la gloria preparata per i devoti al Sacro Capo, rimarreste stupefatti dalla grandezza della loro ricompensa. Rendete dunque un grande omaggio alla Santissima Trinità, adorando il Sacro Capo del vostro Signore come tempio della Divina Sapienza. Benedirò tutti coloro che, rispondendo ai miei desideri, praticheranno e propagheranno questa devozione in qualche maniera. Per la devozione al tempio della Divina Sapienza, lo Spirito Santo si rivelerà alla vostra intelligenza, ed i suoi attributi risplenderanno in me, la seconda persona della Trinità, il Dio Figlio. Più praticherete la devozione al Sacro Capo, più comprenderete l'azione dello Spirito Santo nell'animo umano, e meglio conoscerete ed amerete il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Tutte le mie promesse relative a coloro che ameranno ed onoreranno degnamente il suo Sacro Cuore varranno anche per coloro che onoreranno il suo Sacro Capo e lo faranno onorare da altri. Io spanderò al centuplo su quelli che praticheranno la devozione al tempio della Divina Sapienza tutte le grazie promesse a coloro che onoreranno il mio Sacro Cuore. A quelli che mi onoreranno darò dalla mia potenza. Io sarò loro Dio e loro miei figli. Metterò il mio segno sulle loro fronti ed il mio sigillo sulle loro labbra. Questa sapienza e luce è il sigillo che marca il numero dei miei eletti, ed essi vedranno il mio volto, ed il mio nome sarà sulle loro fronti. San Giovanni parlò del mio Sacro Capo come tempio della Divina Sapienza negli ultimi 2 capitoli dell'Apocalisse, ed è con questo segno che è stato rivelato il numero dei miei eletti. Non vi è ancora dato di conoscere chiaramente il tempo in cui questa devozione diverrà pubblica, ma chiunque venererà il mio Sacro Capo in questo senso attirerà su di sé i migliori doni del cielo. A coloro che tenteranno con parole od opere di impedire questa devozione saranno come vetro gettato a terra od un uovo lanciato contro un muro, cioè saranno vinti ed annientati, seccheranno ed appassiranno come l'erba sui tetti.